MDN Veneto incontra Marco Massari, benvenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno a tutti, grazie. Allora Marco, noi ti abbiamo contattato perché sei l'organizzatore della fiera del vinile qui a Verona all'Arsenale tra qualche giorno. Sì. Causa Covid avete dovuto spostarla, ora però insomma siete pronti per ripartire. Siamo pronti, abbiamo preso tutte le precauzioni. Aspetta che mi metto la data, perché sennò fra un po' mi chiedi la data e non mi ricordo i numeri. Sì, siamo ripartiti, abbiamo già una distanza di sicurezza c'è normalmente, perché il banco è profondo più di 1 metro. Quindi tra l'espositore e il pubblico non ci sono problemi, faremo in modo che il pubblico non si avvicini, prendiamo la temperatura e tutte le cose che vanno fatte. L'importante è che ci sia la musica. Quello è fondamentale. Senti Marco, a proposito di musica, in questo periodo di lockdown, insomma, i musicisti, in generale tutti gli operatori dello spettacolo si sono un po' lamentati di essere qualcuno dimenticato, qualcuno così, insomma, c'è stata una sorta di protesta e si è cercato insomma di ristabilire anche un ruolo e una dignità alla figura del musicista. Tu dal tuo punto di vista hai avvertito questa protesta, che cosa ne pensi? Beh, sì, c'è da dire che come sempre dove ci sono gli interessi più grossi sono stati agevolati, però era un periodo di crisi e quindi diciamo che come sempre chi è in uno scalino più basso secondo i potenti purtroppo ne subisce dei più danni di un altro, però dico, noi abbiamo subito gravissimi danni come tutti, cioè la musica è stata messa per ultima, no? Basta solo pensare che potevano aprire librerie e i negozi di dischi no, che sono sempre editori. Quindi questo è solo un esempio per far capire questo aspetto, però insomma non voglio fare polemica, però sicuramente ha avuto però anche dei risvolti positivi, secondo me, il lockdown, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché ha dato modo di avvicinarsi, per esempio per chi suona ha imparato a usare il computer, ha imparato a distanza a suonare, se è anche affinato tecnicamente, perché doveva seguire il metronomo, diciamo che tecnicamente è stato meglio, quindi c'è anche un risvolto positivo del lockdown. Beh, effettivamente insomma le questioni sono tante, sono tutte aperte per ciò che riguarda insomma la ripresa. Qui a Verona voi avete già avuto un'esperienza lo scorso anno, è andata molto bene, noi infatti Sì, abbiamo due. due esperienze. Noi siamo venuti l'anno scorso e abbiamo fatto delle riprese che stiamo mandando in onda mentre chiacchieriamo. Com'è il report insomma di questi appuntamenti che avete fatto qui a Verona? Che cosa vi aspettate in questo nuovo appuntamento? Sicuramente c'è stata una grande affluenza di pubblico. L'interesse c'è, Verona è una città che risponde, Verona è una città che attira fino a Trento e a Bolzano, a Bologna, quindi insomma ha un bacino d'utenza molto, molto grande, è una zona in cui le persone si spostano volentieri, quindi questo a diversità di altre regioni che magari non fanno neanche 50 km, no? Tipo la Sicilia, per la Sicilia spostarsi di 50 km è un viaggio apocalittico, no? Mentre invece per noi diciamo che spostarsi di 100 km è più semplice. È vero, non ha risposto molto bene sotto questo aspetto e sono venute tanta gente, è venuto un pubblico preparato, sono venuti musicisti, anche gente famosa, quindi ecco, sicuramente la risposta si è vista. E che cosa invece vi aspettate per questa nuova edizione? C'hai qualche sorpresa, qualcosa in serbo per noi? Non possiamo fare niente, purtroppo. Cioè, il problema è che non possiamo fare eventi, non possiamo invitare, fare musica dal vivo, non possiamo fare niente. Quindi questo penalizza un po', diciamo, il contorno, anche se chi viene a una fiera viene perché vuole scambiare dischi, vuole vedere i vinili, c'è molta attesa perché
è la prima grossa fiera da quando c'è stato qualche mercatino, quindi è la prima grossa fiera, grossa tra virgolette, non spaventatevi che ci siano 1 milione di persone, è una fiera comunque con tanti espositori, quindi c'è tanta scelta e ci aspettiamo che la gente venga. D'accordo. D'accordo Marco, allora noi ci vivremo tra. Non abbiamo detto però qual è la data, la stiamo facendo vedere noi adesso, stiamo facendo vedere la locandina che avete preparato, quindi noi vi verremo a trovare e faremo qualche piccola ripresa, ci troveremo in verticale, come si diceva una volta, e potremo toccare con mano i vinili. Io ho qui un bel disco dei Blue Staff, vedi che è la band nella quale ho militato e me la tengo sempre come portafortuna. D'accordo Marco, allora a vederci la prossima settimana che vi veniamo a trovare all'Arsenale. Volentieri, grazie, venite tutti, non abbiate paura. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.